Eccoci insieme cari telespettatori, bentornati con noi, bentornati in studio Maurizio Francescone e Marco Serraglio, grazie di essere qui con noi. Quindi Cescot Veneto con una ricerca molto importante a livello sperimentale ma qualcosa di più concreto, e poi Confesercenti, la doppia anima di Maurizio Francescone. C'è un'iniziativa che ha coinvolto una parte, un quartiere un po' critico della città di Padova, multietnico, residenziale, particolare, che si è trasformato con il tempo, che ha avuto delle vicissitudini alterne dal punto di vista sociale e di vivibilità. Iniziativa di pedonalizzazione, di vitalizzazione, che fa parte di un progetto più importante. Chi di voi comincia a parlarne? Che così raccontiamo anche ai nostri telespettatori che non conoscono magari la realtà oppure ne hanno sentito parlare, di che cosa si tratta. Maurizio Francescone cosa dice? Diciamo che il progetto non parte dalla pedonalizzazione, anzi. No, non parte, è un progetto ben più articolato. Parte da altri settori. Il progetto parte da quello che è lo studio delle esigenze di chi opera in quel quartiere, delle ricchezze e delle eccellenze, delle unicità presenti in quel quartiere, e cerca di mettere insieme queste due cose, esigenze e patrimonio presente, per dare all'Arcella, come ad altri quartieri padovani, ricostruire quel livello di vivibilità che è indispensabile a tutti i livelli, perché sostanzialmente il fatto che un quartiere, un'area importante come quella, più di 40.000 abitanti e una presenza diffusa di negozi, ha bisogno di tutta una serie di strumenti di organizzazione che gli permettono di ridiventare attrattiva e competitiva. Questo è il tipo di progetto. Non c'è già una soluzione ai problemi, c'è uno studio, c'è un avvio di questo, alcune idee stanno emergendo e credo che sia questo l'obiettivo che ci diamo in primis come Confesercenti. In che modo, cioè far sì che questi operatori, che gli operatori, i residenti, i proprietari immobiliari, chiunque opera in quel quartiere, possa trovare una serie di strumenti, una serie di metodi che rendano quel quartiere competitivo, sia sotto l'aspetto dell'accoglienza commerciale, sia sotto l'aspetto della residenza e della vivibilità quotidiana. Questo è l'obiettivo del progetto. Questo è un progetto applicato a un quartiere, potrebbe essere ad altri quartieri, potrebbe essere qualcosa di simbolico o sperimentale che dir si voglia. Fa parte di un protocollo, di una serie di progettualità che voi da tempo però avete avviato e che avete sperimentato anche in altre realtà, in comuni più piccoli del territorio, per cercare di rivitalizzarli a seguito di quella che è stata la grande crisi anche economica. Facendo un bilancio un po' delle varie iniziative che si sono svolte, cosa si può dire? Ma credo che i risultati sono sempre diversi, nel senso che ce ne sono di estremamente positivi e di meno positivi. Questo dipende non solo da chi vi ha lavorato, da chi ci ha operato, ma anche dalla realtà che si è incontrata. Quello che emerge con chiarezza è questo, che sempre di più la competitività a tutti i livelli, sia a tutti i livelli economici, si crea nel territorio, ed è questo che sta venendo fuori con molta chiarezza. Oggi l'obiettivo di sviluppo non è più legato a una singola categoria, non è più legato a un meccanismo, insomma, un tempo era il commercio, oppure i pubblici esercizi, oppure l'artigianato. Oggi il vero segreto sta nel riuscire a rappresentare e a sviluppare gli interessi di un territorio. Questo è il ragionamento che sta emergendo da queste esperienze. La vediamo che laddove si è riusciti a superare una cultura di settore ed affrontare con l'amministrazione pubblica, con i proprietari, con chiunque lavora in quel territorio, un concetto di, chiamiamolo in maniera abbastanza semplice, con un termine che potrebbe essere convivenza economico e sociale, beh, i successi ci sono stati, sia, potremmo citarne più di uno, ma senza andare magari a far arrabbiare qualcun altro che non citiamo nessuno. In provincia di Padova, nel Veneto, c'è più di un esempio positivo di questa convivenza economica che è stata creata e che si è trasferita poi in sistemi di solidarietà collettiva, in sistemi di marketing collettivo e anche in un rapporto con le amministrazioni comunali di tipo estremamente positivo. Ci sono dei protocolli, ci sono degli standard a cui voi avete fatto riferimento, perché poi vi siete un po' il centro studi, no? La testa anche pensante a livello regionale. Sì, su questo, diciamo, adesso questo progetto noi lo stiamo portando avanti assieme allo UAV,
per cui stiamo cercando di entrare anche nelle varie aree della città dove lavoriamo, accompagnati comunque anche da, come dire, da un substrato scientifico, esatto. È chiaro No, ma è che bene dirlo, perché magari le persone che hanno vissuto certi, magari anche un po' qualche volta un disagio, cosa, se rese partecipi dei processi che generano certe scelte, dei fondamenti, poi riescono anche ad accettarli meglio, secondo me, questo. sì, è un po'. Adesso questi noi attraverso il progetto Sun City, che è questo progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, noi porteremo nei prossimi 6-9 mesi 11 ricercatori nella città di Padova. Diciamo che grazie al contributo della Regione Veneto doneremo alla città circa 120-130 mila euro di valore di ricerca. Questo è un dato di fatto. Sta poi anche a noi, all'amministrazione, guidare questa ricerca affinché diventi utile per la città. I ricercatori sono a disposizione. Già con l'iniziativa che abbiamo inserito ieri all'interno dell'evento dell'Arcella, c'erano 3 ricercatori che andavano a intervistare le persone, le associazioni, chi comunque stava lavorando per quella giornata, per iniziare a capire che tipo di substrato di movimento c'è all'interno della città. Che cosa fa un ricercatore sostanzialmente? Ma qui sono diversi tipi di ricerca, loro lavorano sul campo e lavorano poi anche, diciamo così, non sul campo, applicando modelli teorici ovviamente. L'attività, diciamo, ci sono quelli dello UAV lavoreranno in questa prima fase in 3 ambiti: l'ambito economico, per cui lo studio un po' di tutto il tessuto economico della città e di quello che comunque potenzialmente può essere interessante per la città; l'ambito sociale, che significa a 360 gradi, dal tema del lavoro, dell'occupazione, della disoccupazione, delle etnie e così via, ma anche proprio di com'è la città. E poi c'è l'ambito urbanistico, che va un po' a studiare anche quelli che saranno gli interventi dell'amministrazione, che tipo di impatti avranno all'interno dei vari quartieri della città, sia i grandi interventi come il tram e l'ospedale, ma anche interventi meno importanti. Si citava il luogo, no, prima della trasmissione dove eravamo ieri, quella era una piazzetta ad esempio che è appena stata risistemata dall'amministrazione ed effettivamente dimostra di essere un punto di riferimento per il quartiere. Direttore, punti di forza e punti di debolezza attualmente, stato delle cose attuali della città, una città come Padova, che è una città comunque determinante in Veneto, è centrale in un momento di ripresa economica, conta se fa numeri anche nelle attività commerciali piccole e medie oppure no? Elena è come al solito fantastica, perché fa delle domande ci vorrebbero 4.000 esperti per riuscire a rispondere correttamente a questa domanda. I punti di forza sono quelli che già conosciamo e sono tradizionali. Ovviamente io li cito. Padova continua ad essere una delle principali città dal punto di vista di attrazione turistica. Siamo la terza nel Veneto, ma abbiamo una potenzialità di crescita notevolissima. Continuiamo ad essere una delle principali città per turismo d'affari, che significa che dietro c'è anche tutto un settore, c'è tutta un'economia che si sta muovendo, che sta riprendendo a rilanciare. Quindi va bene quel settore lì? Da questo punto di vista stiamo segnando dei risultati positivi. Va bene anche tutto il settore dell'innovazione. Padova sta diventando, sempre di più si sta caratterizzando come uno dei punti, una delle città principali per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione. Non dimentichiamoci la presenza di un'università che è sicuramente fra le più prestigiose, e cominciamo a parlare d'Europa ormai, non solo d'Italia, un settore manifatturiero che si sta esprimendo anche qua in termini estremamente positivi e se vogliamo dei servizi pubblici che ancora oggi pensiamo all'ospedale, pensiamo anche ad altri settori che ancora oggi sono all'avanguardia. Le criticità e i punti di debolezza, c'è ancora una grande frammentarietà tra tutti i soggetti, un grande campanilismo che colpisce, se vogliamo, Padova, che non può più pensare di lavorare da sola, che deve pensare a una cosa un po' più in grande e che si trasformano spesso in scelte che sono molto di parte più che nell'interesse dell'intero territorio. E credo che questo sia uno dei grandi limiti che abbiamo. Pensiamo per esempio anche, facciamo 2 battute proprio precise anche per entrare sul tema specifico, no, dell'Arcella. Sì. Questa è la seconda, chiamiamolo così, passeggiata didattica che facciamo.
e si scopre che è un quartiere molto denigrato, e su questo bisognerà fare anche un'azione ben precisa, perché spesso l'immagine a volte porta anche a costruire la realtà dietro, no? E abbiamo scoperto che ci sono tutta una serie di volontà da parte di giovani, meno giovani, ma soprattutto di giovani, nel volersi riappropriare fino in fondo della vita di questo quartiere. C'è un'animazione che è estremamente interessante, lasciata molto a se stessa, lasciata poco coordinata, e anche se si è intervenuti con qualche intervento di natura urbanistica, no? Qualche recupero urbanistico, questo recupero non è stato accompagnato, ed è questo il grande segreto che deve venire fuori, da una serie di strumenti che permettano a tutti i soggetti di mettersi insieme. Questo è uno dei grandi limiti che ha l'Arcella e che ha la città di Padova. Noi dobbiamo lavorare su questo. Quello che ci chiedono i giovani, i commercianti, gli artigiani dell'Arcella è molto semplice. Dateci degli strumenti, anche semplici, che ci permettano di rilanciare, di rivivere fino in fondo e di rivitalizzare questa città. E non sono chissà quali interventi. Esatto, che cosa vuol dire? E che fattibilità? Guarda Elena, anche l'ultimo incontro che abbiamo fatto con i commercianti, che poi evidentemente di problemi ne hanno tantissimi, il quartiere è grande, è molto diffuso, la rete commerciale è molto diffusa, non ci sono grandi punti di attrazione se escludiamo l'area, la zona attorno a Piazzale d'Azzurri d'Italia. Quello che ci chiede è questo, ci chiedono sostanzialmente due cose. Primo, c'è una vitalità, vediamo di fare in modo che questa vitalità trovi dei momenti di aggregazione, vediamo di fare in modo che questa cosa non si sviluppi in qualche passeggiata, ma che diventi sostanzialmente, o in qualche giornata come quella di ieri, ma che diventi invece effettivamente un continuo dialogo tra tutti i soggetti che ci sono all'interno e che si sviluppi in iniziative. L'altra cosa che ci viene chiesto è quella di dare, anche dal punto di vista di arredo urbano, un'immagine a questa città, a questo quartiere, scusate, a questo quartiere che sia all'altezza dei tempi. Questo è un quartiere che, se ci lavoriamo anche a livello di piccoli interventi urbanistici in termini di immagine, possiamo veramente cambiare radicalmente quello che è l'immagine. Guardate, c'è un aspetto che viene citato spesso ai tempi del sindaco di Ferro di New York. Lui diceva una cosa molto semplice: se in un quartiere c'è un'auto rotta, se lungo una via c'è un'auto con il finestrino rotto, tutti sono autorizzati a rompere anche gli altri finestrini. Se invece in quel quartiere, in quella via, l'auto la aggiustiamo subito, nessuno si sente autorizzato a rompere gli altri finestrini. Io credo che questo sia uno degli aspetti su cui dobbiamo lavorare per fare in modo che anche una cultura complessiva, anche di un fenomeno che c'è evidentemente in maniera notevole all'Arcella, che sono quelle degli immigrati, possa trovare un momento di cultura comune. Assolutamente. Leggiamo un attimo se la regia ci rimette in onda il messaggio, perché insomma, non l'ho letto, quindi dopo volete anche commentarlo. Padova è una piccola città con i problemi di una grande, dalla delinquenza al traffico, con una politica inesistente. Decenni a discutere dell'auditorium e capaci solo a mettere un inutile tram che rovinerà negozi e paesaggio. Ci sono altri modi. Beh, modi indubbiamente ce ne sono. Siete favorevoli o no al tram? Come lo vedete? È una cosa che va gestita, è una cosa che va gestita e che va costruita tenendo conto di tutti i problemi e di tutte le condizioni e dei bisogni che ci sono rispetto a una città. Questo credo sia l'elemento, non è una cosa che deve essere calata dall'altro, perché nel momento in cui la cali dall'altro la vivi come un'imposizione. Francesco, per quel che riguarda... Ma io non sono d'accordo che Padova sia una piccola città, lo devo dire sempre, cioè io non partirei mai da questa. Padova è una grande città che ha dei grandi problemi, come tutte le città. Padova, potremmo fare un elenco di quella che la rende grande, perché altrimenti corriamo sempre il rischio di partire dicendo siamo piccoli, a volte magari ci aggiungiamo anche altri termini che non vanno bene. Io non credo questo, è una grande città, una città che nell'insieme, con i comuni attorno, raggiunge i 400.000 abitanti. In Italia è una grande città. E partirei da questo cosa. E da qui farei un'analisi che è quella di capire il tram. Il tram dobbiamo anche qui dividere. Alcuni commercianti, anzi la metà dei commercianti, lo hanno vissuto come uno strumento estremamente negativo. Se noi andiamo in alcune zone, alcuni commercianti lo vivono positivamente, lo hanno vissuto positivamente. Per dire, la scelta dell'amministrazione comunale o dei tecnici di fare sì che la terza linea SIR non passi per via Facciolati,
ma passi per una via meno frequentata dal punto di vista commerciale, in qualche modo è una risposta anche a questo, all'esigenza di far sì che il tram sia un servizio pubblico voluto da una grande parte dei cittadini, non dimentichiamolo, ci sono stati più di uno indagini su questo, ma che non vada a creare difficoltà, soprattutto in una via come via Facciolati adesso, dove molti commercianti hanno fatto degli investimenti proprio perché pensavano che il tram non sarebbe passato da lì, ma nella via dove passerà, nell'area e nel percorso dove c'è adesso. Stabilire se è un'opportunità o un problema credo che non dipende dal tram, dipende da come l'abbiamo gestito, da come potremo gestire il successivo, perché questa è la parte che in qualche modo ha creato delle difficoltà. Anche nella precedente realizzazione, le due linee SIR 1 e SIR 2, diciamo che non c'è stata una gestione, pur mettendoci tutta la buona volontà da parte dell'amministrazione, da parte di tutti, dei commercianti, ma non siamo riusciti a individuare quelli che potevano essere gli strumenti che trasformavano il tram da punto di debolezza, da strumento di debolezza in punto di forza. E alcuni errori, pensiamo ad alcune zone della Guizza, ma anche del centro storico e anche dell'Arcella, sono stati fatti. Altri punti in cui invece i commercianti sono stati coinvolti, hanno trovato dei momenti di aggregazione da dove ci sono le fermate di tram, quando vado a fare incontri sento che i commercianti mi dicono beh, fermi tutti, io sono contento del tram. Ah beh, questo è positivo. Marco Serrali, un attimo solo, leggiamo anche l'altro messaggio che era arrivato, vediamo se lo mettono dalla regia, eccolo qua. Se facciamo le domeniche ecologiche per rallegrare la città va bene, ma se pensiamo di risolvere il problema dello smog e del traffico con qualche blocco, mi sa che non si vuole vedere il problema. Beh, è indubbio che è un'attività di sensibilizzazione. Il problema dello smog è legato non solo alla mobilità, ma anche a tutto quello che produce lo smog. Mi pare che ad esempio l'ospedale, il centro storico, sia uno degli inquinatori più grossi della città, più che le auto. È chiaro che è uno strumento più che per risolvere lo smog, lo vedo come un momento di sensibilizzazione su quello che potrebbe essere il riappropriarsi di un quartiere quindi questo può servire per, tra virgolette, rallegrare. Di sicuro non serve per... Poi ieri ha piovuto, quindi non ha avuto molta efficacia. Però qualcosa è servito anche nel blocco del traffico. Non passa per via Facciolati, ma per una pista ciclabile in mezzo ai campi, secondo voi? Ve lo dico io, renderanno edificabili pezzamenti di terreno ancora verdi. Aprite gli occhi, nessuno fa passare un tram in mezzo ai campi. Ho letto sui social c'è stato molto dibattito su questo. E nel mio immaginario, insomma, anche vedendo un po' le esperienze europee, a me piace molto l'idea di questo strumento sostenibile che passa per un luogo sostenibile. Lo vedo molto europeo, lo vedo molto, poi magari è solo una mia impressione. Lo vedo come una cosa anche visivamente attrattiva, il fatto che in realtà non lo taglia, diventa quasi un po' come i treni che ci sono a Gardaland, no? Lo vedo come un elemento anche attrattivo per il luogo stesso, per l'Iris stesso. Può succedere di tutto, non è che possiamo essere dei veggenti, quindi può succedere che ha ragione l'ascoltatore, che quindi poi tutto verrà trasformato in... Però l'idea su cui ci si sta muovendo oggi è leggermente diversa. Sì. Allora, da un lato l'ampliamento del parco Iris verrà raddoppiato. Secondo, verrebbe raddoppiato. Cioè, questo è quello che stanno verificando e stanno facendo in questo periodo. Secondo, il tram passerebbe, noi abbiamo avuto sia io che Marco un'esperienza a Nizza, hanno inventato un tappeto verde sotto il tram per far vedere che c'era un po' di verde. No, in realtà una cosa abbastanza, scusate, tra virgolette, ridicola rispetto a quello che si può fare. Qui l'idea è quella di far transitare, e sarebbe la prima città in Europa, transitare il tram in mezzo al verde con una serie di collegamenti pedonali che lo legano, brevi tra l'altro, che legano le varie fermate, le due fermate, dovrebbero essere due se ho capito bene, con le aree commerciali delle vie limitrofe. Ecco, poi chiaramente può succedere di tutto, può succedere che domani lì arrivi un mega centro commerciale, abbiamo visto un po' dappertutto nella provincia di Padova, però per il momento questa è l'idea su cui si sta discutendo e io credo che questo deve essere un punto fermo, altrimenti diamo ragione all'ascoltatore, allora sarebbe veramente, come dire, abbastanza bruttino. Sì, deleterio. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme, voi se volete scrivete i vostri messaggi oppure potete anche chiamare, grazie.